contagi per il Veneto da inizio pandemia, con 7.403 positivi in 24 ore. Dalla Regione la richiesta al governo di rivedere le regole delle quarantene per i vaccinati. Domani la decisione del Comitato Tecnico Scientifico. Già contagiato dal Covid lo scorso anno, si è scoperto di nuovo positivo al virus il sindaco di Conegliano Fabio Chiesa. Sono asintomatico, dice, ma dovrò fermarmi per qualche giorno. Sarà una fine dell'anno particolare. Anche nelle scuole con l'impennata dei contagi e il virus che corre veloce serve ridurre i tempi della quarantena per i super vaccinati, lo afferma l'assessore all'istruzione di Venezia Besio. Inaugurato a Padova il nuovo centro per la terapia cellulare del diabete, una struttura unica in Veneto che permetterà ai malati di ricevere un trapianto meno invasivo di cellule capaci di produrre insulina. Ha incontrato i genitori della 18enne morta a Villorba, il giovane che era al volante dell'auto. La procura lo ha indagato per omicidio stradale. Nella scuola della ragazza e il suo banco che rimarrà vuoto. 70 kg di polvere da sparo e 4 quintali di fuochi d'artificio artigianali non autorizzati. La Guardia di Finanza di Padova li ha sequestrati ad una coppia di Campodarsego. In fuga dai lupi, gli animali selvatici invadono le strade. A Romano Dezzelino una cucciola di cerva e la madre messe in salvo dopo essere cadute in un burrone. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la giornata di oggi che registra un record di contagi per il Veneto, oltre 7.400, 7.403 per l'esattezza nelle ultime 24 ore. Non si era mai registrato un numero così elevato da inizio pandemia. Il Veneto chiede al governo di rivedere le regole per la quarantena, soprattutto per quanto riguarda i vaccinati con 3 dosi. Domani la decisione del Comitato Tecnico Scientifico. 7.403 positività registrate nelle ultime 24 ore in Veneto è record per la regione, che non aveva mai visto un numero così elevato di contagi da inizio pandemia. Dato che però va analizzato guardando l'ospedalizzazione, che è un terzo rispetto allo scorso anno, quando però i contagi erano inferiori ad oggi, con un 80% dei pazienti ora in terapia intensiva non vaccinati e in area medica 1 su 2 non è immunizzato. Ieri il presidente del Veneto Zaia ha avuto un confronto con il ministro Speranza, al quale ha chiesto che venga modificato il sistema delle quarantene. Noi non possiamo andare al collasso con i tamponi sapendo che parte di questa attività con questa circolazione del virus, con queste caratteristiche, rischia di essere inutile. Questa mattina noi abbiamo 7.000 persone, le quali potrebbero rispondere in via virtuale alla telefonata che hanno avuto 10 contatti a testa. Mandiamo 70.000 persone ogni giorno in quarantena. Dal Veneto un appello al governo, che ha convocato per domani il Comitato Tecnico Scientifico, chiamato a pronunciarsi proprio su questo. Di mettere in quarantena sicuramente i positivi, di non quarantenare i vaccinati, partendo da quelli della terza dose, e quando c'è un contatto da mettere in quarantena si parte dal presupposto che non serve fare il tampone, perché tanto quindi il tampone dovrebbe essere destinato a questo punto, con questi numeri, al contatto che è sintomatico. C'è poi un altro problema che secondo Zaia non va sottovalutato. Reagenti e materiale sul mercato, perché con questa esplosione di richiesta io non so fino a che punto ci sarà un mercato che risponde. Intanto, dai dati sul campo, sembra che Omicron per i vaccinati si stia raffreddorizzando, diventando quindi meno aggressiva. Un terzo di ospedalizzazione vuol dire innanzitutto che il vaccino funziona. Secondo, che se ci sono vaccinati che si infettano, comunque si limita a sintomi da pauci sintomatico. Questo è il grande vantaggio, perché se oggi non avessimo i vaccinati saremmo chiusi e staremo qui tutto il giorno a contare morti. E c'è un'altra sfida all'orizzonte per quanto riguarda le vaccinazioni. L'anticipazione al quarto mese per la dose booster e l'anticipazione della durata del Super Green Pass a 6 mesi ci porta a noi per fine febbraio 2 milioni di persone da vaccinare. La terza dose del vaccino ha cambiato l'incidenza del coronavirus. Per questo è necessario modificare i parametri su cui si basa il cambio di colore delle regioni. A dirlo il senatore veneziano Andrea Ferrazzi. Io per esempio inizierei a verificare certamente l'incidenza, cioè il tasso di presenza di occupazione delle terapie intensive è importante, ma lo parametrerei semplicemente sui non vaccinati, sui vaccinati. Tarare il tasso di occupazione delle terapie intensive sui vaccinati è una delle proposte avanzate dal senatore veneziano Andrea Ferrazzi nell'ambito di una revisione dei parametri di incidenza del coronavirus che stabiliscono i colori delle regioni e le relative limitazioni.
Questi parametri, d'altronde, sono già stati rivisti diverse volte ed è ora, secondo Ferrazzi, di aggiornarli secondo la nuova situazione. Gli scienziati ci stanno dicendo che oggettivamente anche la variante Omicron, tra vaccinati e non vaccinati, sono delle due malattie del tutto diverse. Del tutto diverse. Se lei va a vedere gli studi fatti a Hong Kong, gli studi fatti a Londra, gli studi fatti in Sud Africa, per raccontare i tre paesi che hanno maggiore incidenza, lì si vede che i non vaccinati rischiano e i vaccinati invece il 90% è praticamente un'influenza, diciamo così, no? Un raffreddore e l'influenza. Ferrazzi è anche favorevole all'estensione del Super Green Pass come condizione necessaria all'accesso a determinati luoghi, sulla scia di ciò che sta avvenendo in Francia e in Germania, e a rivedere il periodo di quarantena per chi è stato a contatto con un positivo. 7 giorni da vaccinati con la terza dose sono troppi. Non possiamo permetterci che il 10% di non vaccinati porti le terapie intensive a una condizione da portarci tutti in zona arancione o rossa, capisce? Non possiamo più chiudere i bar, i ristoranti, le attività economiche, le scuole sulle spalle delle famiglie. Dobbiamo trovare altri indicatori alla luce del fatto che sta cambiando lo scenario. Il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, nuovamente positivo. È stato lui stesso ad annunciarlo con un post su Facebook. Dopo il tampone periodico che eseguo di prassi, pur essendo asintomatico, mi è stata riscontrata la positività, per cui dovrò fermarmi per alcuni giorni. Sarà un fine dell'anno particolare, ma va bene così, ha scritto il primo cittadino che aveva già contratto il Covid durante la prima ondata nel marzo del 2020. Tamponi in farmacia e boom per le festività, farmacisti preoccupati per gli approvvigionamenti. Questa è la coda davanti ad una delle tante farmacie della città. È corsa ai tamponi per mettere al riparo se stessi e i propri cari dall'eventualità di contagio nel periodo delle festività. Per essere sicura di non aver preso il virus durante le feste ed eventualmente di non attaccarlo in caso ce l'avessi ad altre persone. Sì, per lavoro anche. Devo lavorare, quindi devo fare per i miei colleghi, essere tutelato. A chi fa il tampone per esigenze lavorative si aggiungono i moltissimi che prima di pranzi o riunioni in famiglia o prima di viaggi e partenze scelgono di sottoporsi al test rapido o di acquistare il test fai da te. La componente di Green Pass per il lavoro resta stabile. Per contro sono aumentati ed è afferito un maggior numero di persone legato a coloro che devono partecipare ad eventi sociali, alle cene aziendali, ai pranzi in famiglia e quindi vogliono avere sicurezza. Coloro che magari hanno paura di essere stata a contatto con qualche positivo e di conseguenza vogliono avere maggiore sicurezza, l'entrata nelle RSA, eccetera. Richieste che pesano sull'andamento lavorativo quotidiano delle farmacie. Qui ne vengono eseguiti anche 200 al giorno. Giornalmente noi ne facciamo dai 100 ai 200, quindi la media è intorno ai 150. Ecco, i punti 200. Le punte massime si ottengono nelle giornate festive, prefestive e in quelle in cui ricomincia la settimana oppure subito dopo le feste, dove i tamponi superano numericamente i 200. Se da un lato aumenta esponenzialmente la richiesta, dall'altro scatta l'allarme approvvigionamento. Non è una mancanza assoluta, però ci sono allarmi circa il ridotto approvvigionamento. Di conseguenza stiamo gestendo con attenzione le scorte sia del fai da te rapido, che tendenzialmente è contingentato, che di quello professionale che usiamo noi in farmacia. Attività quotidiana a cui si aggiunge la richiesta di mascherine FFP2 a seguito del decreto Natale. Non ce l'ha fatta Maurizio Buratti, meglio conosciuto come Mauro da Mantova, 61 anni, Novax, deceduto all'ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana a causa del Covid, virus di cui aveva sempre negato l'esistenza. Era un ospite fisso della trasmissione radiofonica di Radio 24 La Zanzara, dove si era anche vantato di essere entrato in un supermercato quando era già stato colpito dal Covid. Era ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale veronese in gravi condizioni, ma non aveva mai fatto marcia indietro sulle sue convinzioni.
6 quarantene in contemporanea, cioè 6 sezioni chiuse nelle sole scuole comunali di Venezia, ovvero centinaia di famiglie coinvolte. Il bilancio di come corre veloce il virus tracciato dall'assessore all'istruzione del comune di Venezia, Laura Besio. Sicuramente se interverranno delle logiche differenti in termini anche di quarantena non potranno che agevolare. Anche l'assessore Laura Besio, politiche educative del Comune di Venezia, si dice favorevole alla quarantena ridotta per i super vaccinati, specie alla luce dell'alto numero di contagi registrati nelle scuole. Perché, per esempio, nel momento in cui abbiamo avuto 6 quarantene in contemporanea, cosa vuol dire? Non solamente 6 sezioni chiuse e con tutto quello che comporta, naturalmente anche il personale a casa, ma significa anche tutta una serie di famiglie, parliamo di sommariamente oltre un centinaio di famiglie che la settimana scorsa solo nelle comunali erano a casa, che quindi hanno dovuto anche rimodulare tutta la loro gestione familiare. Considerato che in Veneto è vaccinato l'87% dei vaccinabili e oltre il 5% dei bimbi tra i 5 e gli 11 anni, nelle 45 scuole comunali del Comune di Venezia, i bimbi, in particolare i più colpiti dal virus, dice. Nelle comunali noi abbiamo bambini dagli 0 ai 6 anni, perciò parliamo della fascia comunque di bambini che non hanno mascherine, non c'è distanziamento. Noi abbiamo fatto un'analisi per capire anche in pari arco temporale rispetto all'anno scorso il numero dei casi e devo dire che il numero di casi positivi è decisamente inferiore rispetto all'anno scorso. Va detto che si tratta più di bambini rispetto ai educatori. Fino al 23 dicembre della scorsa settimana, prima cioè della chiusura per le vacanze natalizie, e a partire dall'inizio di settembre circa una ventina i casi di positivi al Covid nelle scuole comunali di Venezia e Mestre, che hanno dato seguito a delle quarantene. Che poi a questi si sono aggiunte delle chiusure, diciamo, di ordine cautelativo, intercorse dal momento in cui c'è stata comunicata la positività a quando poi effettivamente è stato effettuato il tampone. Urge dunque cambiare quanto prima le disposizioni governative a coprire la platea scolastica, specie tra il personale ATA. Abbiamo avuto per esempio 6 quarantene in contemporanea, quindi c'è stata una sovrapposizione. Testimonianza sicuramente che il virus comincia a veicolare in maniera un po' più veloce. La pandemia non ferma il lavoro della sanità veneta. È stato infatti inaugurato a Padova il nuovo centro per la terapia cellulare del diabete, una struttura unica in Veneto che permetterà ai malati di diabete 1 di ricevere un trapianto meno invasivo di cellule pancreatiche capaci di produrre insulina. Tagliato il nastro si entra nel nuovo laboratorio d'Avanguardia, una struttura unica a nord-est e una delle poche in Italia. Qui in queste stanze, visitate oggi per la prima volta dal governatore del Veneto Luca Zaia, verranno preparate le cellule e insule pancreatiche per il trapianto che potrebbe cambiare la vita dei pazienti affetti dal diabete di tipo 1. Il nuovo laboratorio per la terapia cellulare del diabete entrerà presto in funzione qui nel campus biomedico Pietro D'Abano a Padova, un edificio a pochi passi dall'azienda ospedaliera. Un progetto finanziato dalla Regione Veneto con 1.380.000 euro e che vede al lavoro 35 professionisti guidati dalla professoressa Lucrezia Furian. La tecnica studiata e che verrà messa in campo qui mette insieme diverse equip mediche per prelevare da pancreas di un donatore deceduto le cellule in grado di produrre insulina, processarle e renderle idonee per essere inserite nel fegato del ricevente. Il vantaggio del trapianto di insule è che evita al paziente un intervento di chirurgia maggiore. Infatti il trapianto di insule viene a provocare al paziente una procedura non invasiva tramite un'iniezione percutanea del preparato cellulare. Grazie a questo trapianto molto meno invasivo, selezionati malati di diabete 1 potranno liberarsi dalle iniezioni di insulina a 100 anni dalla scoperta che permise di salvare la vita ai pazienti diabetici. Il futuro però prevede ancora miglioramenti per le cure, garantendo una migliore qualità della vita ai diabetici. In futuro potrebbe arrivare a degli sviluppi importanti come l'assenza anche di terapia immunosoppressiva.
Con questo trattamento noi abbiamo a disposizione tutti i possibili trattamenti per il paziente diabetico in Veneto e quindi potremo scegliere per ogni paziente quello che è il trattamento migliore. Il trapianto di insule pancreatiche infatti al momento necessita di una terapia immunosoppressiva a lungo termine, ma l'obiettivo ambizioso di questo programma sarà entro il 2025 di evitare questa terapia in modo tale da coinvolgere nel trapianto di insule pancreatiche anche i bambini affetti da diabete. Dopo le restrizioni previste dal decreto Natale, è obbligatorio il Super Green Pass per consumare anche al bancone di bar e ristoranti. Sentiamo che cosa ne pensano clienti e gli esercenti. Lungo, macchiato, schiumato. Ormai non sarà più questa la prima domanda dopo il buongiorno da parte dei baristi, bensì hai il Green Pass? Dal giorno di Natale infatti il Super Green Pass è obbligatorio anche per le consumazioni al banco di bar e ristoranti. È un impegno in più per tutti noi, senza ombra di dubbio. Dall'altro canto cerchiamo di fare quello che è più possibile e indispensabile per lavorare, soprattutto per andare avanti. La maggior parte ha il Green Pass, qualcuno si lamenta, però insomma abbiamo anche dei tavolini fuori, quindi al massimo ci sono quelli, qualcuno va via. Tutti coloro che vorranno consumare anche in piedi un caffè al bancone dovranno mostrare la certificazione verde rafforzata, rilasciata solamente a chi è vaccinato o guarito, altrimenti consumare all'esterno del locale. Sono più sicuro, sì, se comunque c'è il Green Pass rafforzato per i bar, sì, è una legge giusta, condivisibile, mi sento più sicuro. Secondo me è garantire la sicurezza pubblica, anche per una questione semplicemente di rispetto verso le persone più deboli. Non mi sembra corretto che venga limitato all'interno dei bar, dei ristoranti, di bere un caffè davanti al banco. E magari uno quando sta seduto magari anche sì, però al banco mi sembra una cosa troppo eccessiva, stiamo andando all'eccesso di quello che è la libertà delle persone. Chiunque ha la possibilità di vaccinarsi, se non si vaccina si prende le sue responsabilità e si prende le responsabilità della scelta che ha preso. È stradeato e giusto, perché il vaccino è una cosa scientificamente provata, fa bene a sé e fa bene alla collettività. Rifiutarsi di farlo è una che come minimo va pagata con queste piccole gioie. Ci si può sentire più sicuri sicuramente, però comunque una persona che non ha effettuato un vaccino comunque è molto più tamponato e secondo me anche più controllato. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta alla cronaca adesso per tornare a parlare del drammatico incidente costato la vita ad una 18enne trevigiana di Villorba. Il ventenne alla guida dell'auto, formalmente indagato dalla procura, ha incontrato i genitori della ragazza, della vittima, in lacrime ha chiesto scusa. La famiglia intanto ha acconsentito alla donazione degli organi. Ha voluto incontrare di persona mamma Lorena e papà Roberto. Lui, Marco Dussin, il ventenne al volante del tragico incidente stradale costato la vita alla giovane Carlotta De Rossi. Marco, da questa mattina ufficialmente indagato dalla procura per omicidio stradale e che ieri nel pomeriggio, affranto dal senso di colpa e di impotenza, si è caricato sulle spalle la responsabilità di un istante fatale ed è andato a bussare lì, in via Po, alla porta della famiglia De Rossi. Con lui il comandante dei carabinieri e un piccolo sacchetto con gli effetti personali di Carlotta, ultimi della giovane, che tornano ad assemblarsi in un puzzle di dolore e ricordi di quella maledetta notte in via Trieste. È stato un momento scioccante, un buco nero che non dimentichi per tutta la vita. Purtroppo è successo qualcosa che non si può cancellare, ma dobbiamo cercare di andare avanti. Queste le parole di Alessandro Dussin, assessore ai lavori pubblici di Villorba, ma soprattutto zio di Marco. Ma andare avanti non sarà facile per nessuno. Il ricordo di Carlotta è ovunque, anche lì, tra i banchi della quinta dell'Istituto Mazzotti di Treviso. La scuola è fatta di persone, anche se le lezioni sono sospese, ci siamo sentiti un po' tutti e ci siamo un po' tutti stretti attorno a questa tragedia. Ecco, gelata, è una gelata, proprio siamo rimasti, costernati e naturalmente abbiamo tutti ricordato Carlotta.
E la parola che emergeva quando io parlavo al telefono con i docenti, poi ho sentito anche Andrea, uno dei rappresentanti di classe della quinta A, era proprio questo, che Carlotta era una ragazza solare, una ragazza equilibrata, una ragazza positiva. 5 anni senza nessun intoppo, una studentessa esemplare con una media del 7 in tutte le materie. Amava le lingue e la moda, ma soprattutto era punto di riferimento per tutta la classe. Tra uno di questi banchi era seduta Carlotta, noi possiamo fare ben poco anche rispetto alla vicinanza alla famiglia. Quando torneremo a scuola il 10 di gennaio faremo alla prima ora 1 minuto di silenzio, tutta la scuola. Sono già d'accordo con i rappresentanti di istituto che sono stati i primi a fare questa proposta. Successivamente sicuramente organizzeremo in accordo con la classe una commemorazione per Carlotta. E quando il 10 gennaio alle 7:55 suonerà di nuovo la campanella, Carlotta non entrerà più da quella porta, il suo banco rimarrà vuoto, ma il suo ricordo sarà più forte di qualsiasi altro addio. 70 kg di polvere da sparo e 4 quintali di fuochi d'artificio artigianali ma non autorizzati. La Guardia di Finanza di Padova li ha sequestrati ad una coppia di Campodarsego. I due avevano organizzato magazzino e produzione abusiva in un bunker in giardino. Nel giardino della loro casa, nel centro del paese, dentro a una specie di bunker nascosto da un pannello removibile, avevano stoccato 70 kg di polvere esplodente e quasi 400 kg di fuochi d'artificio artigianali, tra cui una bomba carta di almeno 5 kg e tutto il necessario per produrre polvere da sparo, micce, spolette, piombini, presse, accenditori elettrici, dosatori, tubi e cilindri passafuoco. La Guardia di Finanza, dopo una serie di pedinamenti, ha sequestrato tutto e denunciato una coppia di italiani, marito e moglie, sui 35 anni, per il reato di fabbricazione, detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente. Avevano creato un vero e proprio sito ad altissima pericolosità. Un pericolo che rende bene economicamente? Sicuramente è un'attività redditizia in questo periodo dell'anno. Negli altri periodi dell'anno possiamo immaginare che ci sia meno richiesta sul mercato. Tutto il materiale è stato sequestrato e affidato in custodia a un operatore commerciale autorizzato. La Guardia di Finanza di Padova è costantemente al lavoro nel controllare non solo gli esercizi autorizzati alla vendita di fuochi d'artificio, ma anche quelli che lo fanno senza autorizzazione. I consumatori si proteggano leggendo sempre con attenzione le confezioni dei prodotti, che obbligatoriamente devono riportare delle avvertenze e la marcatura CE, quindi la marcatura prevista dalla normativa europea di conformità del prodotto alle norme, che sottendono una serie di test in laboratorio e quindi lasciano tranquillo il consumatore sull'utilizzo di questi dispositivi. Bisogna non sottovalutare i pericoli che possono derivare da materiale esplodente, fuochi d'artificio non autorizzati. E chiudiamo con le immagini che fanno riferimento ad una cucciola di cerva che insieme alla madre erano cadute all'interno di un buco profondo sulla strada che da Romano Dezzelino porta a Pove del Grappa. Siamo in provincia di Vicenza. Cosa succede? Che sempre di più gli animali selvatici in fuga dai lupi invadono le strade, anche dei centri abitati. E appunto questi due animali, la cucciola di cerva e la madre, come state vedendo dalle immagini, erano cadute in questo buco e qui giacevano da oltre una settimana. Avrebbero rischiato la morte se non fosse stato per un residente che passava da quelle parti, le ha viste e ha chiamato i soccorsi. Questo fenomeno crea grossi problemi non solo per gli automobilisti ma anche per gli agricoltori, preoccupati per i danni che i lupi recano alle coltivazioni, per non parlare poi del vero e proprio sterminio di alcune specie di animali selvatici. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni meteo. Grazie per averci seguito e buona serata. Casa Cason, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in aumento, ma il sole farà ancora fatica ad uscire. Vediamo il dettaglio di mercoledì 29 dicembre. Sul Veneto molte nubi con cielo grigio sin dal mattino, quando saranno possibili anche foschie o nebbie. Sulla pianura non sono attese precipitazioni, mentre non si esclude qualche piovasco sulle Dolomiti in serata, con quota neve attorno ai 1600-1900 metri.
Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra -1 e 4 gradi, massime sui 5 e 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto, ma sarà più asciutto in mattinata. Nel pomeriggio invece occasionali piogge sparse. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime comprese invece tra gli 8 e i 10 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà più soleggiato in giornata, salvo per qualche foschia, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime intorno a -1-0 gradi, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento, come sempre in compagnia di Antenna 3. Casa Cason, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.